Nella notte del 28 ottobre hanno imbrattato i muri di Padova con scritte nostalgiche nei confronti del fascismo. Una su tutte inneggiava l'anniversario della marcia su Roma, 100 anni di fascismo 1922-2022, scritta con lo spray nero. Un gruppo di militanti neofascisti appartenenti a Casa Pound, autori di questi vandalismi, sono stati denunciati dalla Digos di Padova, che questa mattina all'alba ha perquisito le loro abitazioni e la sede del movimento di estrema destra in Riviera Paleocapa. 5 ragazzi tra i 20 e i 30 anni residenti in provincia sono stati denunciati per i reati di apologia di fascismo e danneggiamento aggravato. Le scritte sono comparse sui muri di alcuni palazzi storici del centro di Padova, in particolare in via del Santo, nella sede della Facoltà di Scienze Politiche, e in via Barbarigo, nel liceo scientifico Nievo. La procura aveva immediatamente avviato le indagini. Nelle abitazioni dei 5 militanti, uno di loro con un ruolo all'interno di Casa Pound, sono state trovate bandiere naziste con svastiche, una bandiera della Repubblica Sociale di Salò, riviste e materiale di propaganda neonazista, una mazza da baseball, moltissimi fumogeni e torce illuminanti. Ritrovati anche caschi e passamontagna e le bombolette spray utilizzate nel raid vandalico.